Un nuovo bosco al Lido, a piantarlo sono gli alunni della scuola media Vettor Pisani facente parte dell'Istituto Comprensivo Franca-Ungaro del Lido di Venezia. Il progetto è arrivato così all'ultimo anno di un triennio. 120 leci sono stati piantati da 80 ragazze e ragazzi delle prime quattro classi medie. Il progetto, lanciato e promosso dalla Lipo di Venezia, ha permesso di mettere a dimora in 3 anni ben 350 nuove essenze. Abbiamo già fatto un incontro in classe, loro piantano lecci, solo lecci, ma in realtà noi non vogliamo fare un bosco di lecci. Il nostro lavoro è un lavoro di squadra, oltre ai ragazzi che piantano oggi, intorno a noi ci sono le ghiandaie che disseminano le ghiande di altre specie di querce, c'è il vento che porta in giro i semi dell'orniello. Insomma, il nostro obiettivo non è piantare lecci per avere un bosco di lecci e basta, ma piantiamo lecci perché è la specie che manca di più in un processo evolutivo che è già in atto. A coordinare gli alunni entusiasti che sono arrivati a San Nicolò con i loro insegnanti, i volontari Antonio Borgo e Stefano Castelli. Mettiamo radici perché quando si piantano degli alberi, in realtà si piantano le radici insieme alla piantina. Dal punto di vista scientifico, invece, volevamo fare un progetto che aiutasse l'ecosistema qui di San Nicolò a migliorare dal punto di vista forestale, passando in alcuni lembi da una situazione attuale di forte degrado floristico con specie alloctone, americane, asiatiche che non c'entrano niente, a un soprassuolo di specie corrette, autoctone,